5-8 che se ne andranno. Quindi in certa misura l'obiettivo da parte loro è stato ottenuto, chiaramente sostenendo che non hanno licenziato nessuno, ma sicuramente la gente se n'è andata perché dentro qui non si trovava più tanto bene e per vari motivi ha deciso di andarsene. Insomma, il nuovo amministratore dell'ospedale San Giuseppe ci ha provato. La differenza di trattamento tra il contratto del medico del pubblico e quello del professionista del privato è così abissale che ha contribuito al manifestarsi di alcune perversioni del sistema. Per raccontare una storia meno conosciuta rispetto ad altre, andiamo a Vigevano, da un sacerdote che qualche anno fa riesce a prendere un appuntamento per un controllo al cuore in uno dei migliori ospedali accreditati della Lombardia. Mi fanno la coronarografia. Durante l'esecuzione della coronarografia il medico che l'esegue mi dice: ma lei ha delle coronarie splendide, vedrà il cardiochirurgo che cosa fare. E così io mi trovai in sala operatoria, ma senza sapere nulla dell'esito degli esami che erano stati effettuati. Le hanno spiegato almeno bene, più o meno nel dettaglio, che tipo di operazione stava per affrontare? A me hanno spiegato che si trattava, me l'ha spiegato subito il dottor Gallotti quel giorno, si trattava di sostituire la valvola aortica e basta. La valvola è un rischio notevole perché essendo un corpo meccanico può bloccarsi. Può bloccarsi. Il Monsignore era entrato in ospedale per verificare un'aritmia ed è uscito con una protesi meccanica al cuore, dopo un intervento delicatissimo. Il rischio di una valvola aortica che si può bloccare te lo prendi se la valvola ti ha salvato la vita, ma il sacerdote scopre che non era così. Io esco dall'ospedale e quei disturbi per cui fui operato, cioè le cosiddette extrasistolie, io le avevo sempre, anzi accentuate. Ecco. Tutti furono concordi nell'affermare che, dati i risultati degli esami, dai quali risultava che io avevo un'insufficienza lieve, io non dovevo essere operato. Il Monsignore va in procura e fa un esposto, scattano i controlli e il sequestro di altre cartelle cliniche. Si indaga su una trentina di casi, se ne porta una decina nel processo. Imputati i medici ritenuti responsabili di aver eseguito su pazienti ignari operazioni costose e pericolose, senza indicazione chirurgica, solo per ottenere i rimborsi dalla ASL. Uno dei periti di parte è il direttore dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Se si operasse casi come quelli bisogna operare metà degli italiani. Non può, secondo me, il cittadino incappare nel pericolo di entrare in una logica di speculazione sulla sua salute. Da noi, presso l'ospedale pubblico, se ne operi 1 o 1000, non cambia niente, il suo stipendio non si modifica. L'ospedale pubblico è l'ospedale della regione, non è che c'è qualcuno che se alla fine dell'anno ha fatto molti più interventi ci guadagna di più. Sergio Casartelli è uno che ne mastica di sanità lombarda. Ha lavorato nella direzione generale del grande ospedale Niguarda, è amico del Monsignore e ha seguito passo passo il processo Humanitas. Entrano in gioco poi in tutta la vicenda, che poi diventa anche ovviamente processuale, 2 medici in particolare della struttura Humanitas, una cardiologa e un collega di Gallotti. È un cardiochirurgo, sì, che chiamati dal magistrato a testimoniare su questo e altri casi hanno un problema di etica e di morale come poi non se ne riscontra più da nessun'altra parte e mantengono la correttezza verso il paziente, verso la vita di un paziente e dichiarano le cose secondo coscienza. Solo 2 medici all'interno della struttura collaborano con gli investigatori. Sono una cardiologa, la dottoressa De Chiara, e un cardiochirurgo, il dottor Manasse. Tutti e 2 i medici hanno dovuto lasciare l'Humanitas. Il cardiochirurgo, addirittura, è stato costretto a cambiare mestiere. Oggi è il consulente di una società che vende valvole cardiache. È lui in questo momento che propone dei prodotti che ha visto usare in maniera forse non corretta all'interno di quella struttura. Sono rimasti tutti gli altri che abbiamo detto e abbiamo letto nelle intercettazioni, sapevano o tentavano di fare qualcosa. Tutti sapevano, ma doveva sapere anche la direzione dell'ospedale. Quella che segue è la registrazione di una riunione del reparto di cardiologia, quando è ormai noto che la procura sta indagando. Il primario dice ai suoi collaboratori che il modus operandi di Gallotti lo aveva già denunciato anni prima ai vertici aziendali, anche al direttore generale Ravera. Voglio dire,
allora la direzione sanitaria e questi qua perché si muovono adesso? Erano tanto tranquilli? Ma non è vero che devono fare uno all'istituto, che loro non deve pagare assolutamente. Anzi, più operava meglio era. Finché nessuno protestava loro, ma io a Ravera vi ho anche detto che queste overtreatment aumentavano nei periodi di fine anno, cioè quando lui doveva arrivare a un certo numero. E la gente è messa lì, come fosse una battuta. Carino, no? Un cardiochirurgo come il dottor Gallotti, quanto arrivava a guadagnare? Ho visto che a fronte dei soliti 5.000 euro al mese che venivano dati in un contratto, c'erano 70-80.000 euro al mese di incentivi, tutti basati sulla quantità dell'attività svolta. È fuori dal mondo. Il medico non è un venditore di salute, non deve produrre volumi di attività per poter avere lo stipendio più alto possibile. Questo è il contratto che il primario di cardiochirurgia firma quando entra in carica all'Humanitas. Un fisso annuo che non arriva a 55.000 euro. Tutto il resto il dottor Gallotti lo portava a casa grazie ai super incentivi e ai bonus sulla produzione, fatturati a parte, da libero professionista. Era questo il tipo di accordo che il grande istituto di ricerca Humanitas prediligeva. In tante strutture private accreditate, se a fine anno dimostri una produzione alta di interventi, puoi raggiungere cifre esorbitanti rispetto a quello che guadagna un primario del pubblico. Ti alletta molto perché nel pubblico ti ha uno stipendio di merda, no? Ti fa impazzire con burocrazia, non fai più un medico ma fai mezze maniche. Io sono capo dipartimento, guadagno 4.200 euro al mese, tu dici tanto, sì certo, rispetto all'albanese è tanto, capito, però sai, anche a me non mi avevano offerto 15.000 euro al mese, no? Però poi vediamo sono composti, hai 3.000 di fisso, poi puoi arrivare fino a 25.000, quindi sei indotto, no, ad allargare le indicazioni, che poi questo succede sempre, no? Ti abitui a uno stile di vita alto e poi cominci a dire ma sì, perché non operi anche quello. Ho il conforto di sapere che specialisti di grande prestigio internazionale, incaricati di verificare il mio operato, lo hanno approvato in tutti i casi oggetto di indagine. Sono stato e rimango a disposizione dell'autorità giudiziaria per fornire tutte le spiegazioni che mi verranno richieste. Vi posso assicurare che mi sento tranquillo. Roberto Gallotti si difende così dentro a Striscia la Notizia, ma il giudice lo ha ritenuto colpevole e nel febbraio dell'anno scorso è arrivata la sentenza di primo grado. Condanna a 7 anni e 3 mesi, diminuiti a 4 anni e 10 mesi per il rito abbreviato. Interdizione per 5 mesi dalla professione, per 5 anni invece dalla pubblica amministrazione. Gallotti ha impugnato la sentenza e la Corte d'Appello, il 28 aprile, gli ha derubricato le accuse. Tutto ciò che resta in piedi va in sede civile per il risarcimento danni. Alla direzione dell'Istituto Clinico Humanitas, invece, era andata molto meglio sin dall'inizio. I documenti sanitari sono stati cancellati dal server di Humanitas e una società specializzata incaricata dalla magistratura li va a riscovare in un backup. Bisogna dire che non sono dei bravi informatici da questo punto di vista, perché ci sono altri sistemi per cancellare e non far più trovare traccia di quello che si vuole nascondere. L'ospedale non entra nel processo e dopo le dimissioni di Gallotti assume uno dei migliori cardiochirurghi in Italia, il professor Vitali, conosciuto anche per le sue prese di posizione a difesa della sanità pubblica. È il gol che fa un fuoriclasse quello, secondo me, avere l'immagine di un Vitali che è il post Gallotti, esattamente l'opposto. Il concetto è che il sistema perverso non è l'accreditato che è perverso. Sono venuto qui perché pensavo di poter fare il mio lavoro e lo sto facendo. Non ho cambiato una virgola del mio comportamento professionale quotidiano. Il sistema è il prendersi cura, cioè noi non curiamo più la gente come sistema, facciamo delle cose e poi il malato, il paziente se ne va, solo, nella prateria. Qui siamo in un'altra struttura privata accreditata di Milano. Appartiene al gruppo più importante, il San Donato. All'ingresso incontriamo un dirigente medico alla fine della sua giornata di lavoro. No, io non c'ho il contratto, non c'ho la tredicesima, non c'ho le ferie, non c'ho la malattia, non c'ho un cazzo. Qui se lavoro, se non lavoro faccio sul mio valigino. Come viene pagato nel suo campo? Vieni pagato dal punto di vista libero professionale. Vieni pagato fondamentalmente sul DRG che tu produci.
Il gruppo per il quale lavora questo primario è la prima holding che produce sanità in Italia. Il suo fiore all'occhiello è il Policlinico San Donato, specializzato in cardiochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia. Il numero 1 della sanità privata in Italia lo incontriamo qui. Si chiama Giuseppe Rotelli. Secondo lui il medico dovrebbe essere pagato come un avvocato, nessun stipendio fisso, solo a prestazione. E io ritengo questa un'anomalia, io continuo a essere dell'opinione che si devono pagare le prestazioni, come per qualsiasi altro professionista. Non è questo criminogeno. Però il bello di questa faccenda è che sarebbe stato semplicissimo, no? Se tu dici pubblico e privato, lo metti